Lo Europe Day, che si svolge il 9 maggio tutti gli anni, Sì? celebra l'idea di Robert Schuman di fondare un'unione di stati. Quindi noi abbiamo deciso di celebrarlo riunendo delle mamme o degli amici di paesi dell'Unione Europea che conversano con i ragazzi. E ovviamente con i ragazzi della seconda media si tratta più di curiosità, loro chiedono del cibo, dello sport, della scuola, delle vacanze. In Germania c'è un dolce che si chiama Kaisermann. Con i ragazzi delle superiori si parla un po' di economia, l'euro, l'occupazione, il tipo di scuole, come le scuole preparano, le università. Uno della Germania in verità sono 3 regioni della Germania che pagano non solo dell'Europa ma pagano anche della Germania. Parlo della Baviera, parlo del Baden-Württemberg, che sarebbe la regione di Stuttgart dove c'è la Porsche, l'Audi, e poi di Asia, Francoforte. Tutti quelli 3 regioni devono già pagare tutti i debiti delle altre regioni, in più chiaramente quello che la Germania ha in più deve anche pagare l'Europa. La Germania dell'Est non è, nonostante tutti gli investimenti che hanno fatto con gli spostamenti di varie fabbriche, anche tipo nelle automobili, la Opel ha fatto delle nuove fabbriche, così non sono ancora riusciti di arrivare sul livello della Germania dell'Ovest. Infatti la maggior parte della disoccupazione si trova nelle regioni con i confini della Polonia. So this social system in Ireland, on one hand it's very good, however it's abused, because to give an 18-year-old €100 is like pocket money. Why would they work? University, you normally get a grant, it's subsidised to go to university. A grant è una... What is a grant? O un subsidy, che assomiglia all'italiano, è un... Posso dire dalla realtà che vedo è che la disoccupazione giovanile è sicuramente più bassa che in Italia. E parlo della mia generazione e grazie all'Europa e tutti i ragazzi, tutti i laureati hanno trovato un lavoro più o meno là dove, cioè nell'ambito nel quale si sono laureati. E questo grazie all'Europa perché ci sono le aziende che hanno, si parla di queste delocalizzazioni, no? Si sono trasferite in Europa, quindi ho dei compagni che lavorano là. Mi chiamo Maria, sto facendo il dottorato di ricerca in linguistica all'Università di Padova e vengo da Belgrado. Secondo te è una cosa positiva l'ingresso della Serbia nell'Unione Europea? È una cosa, diciamo, una delle cose più positive che possa succedere al mio paese e spero succeda presto, perché l'ingresso nell'Unione Europea comporta tanti vantaggi, tanta mobilità, tanto progresso e tanta democrazia. Ci sono molte cose che mi piacciono dell'Italia, generalmente si sta bene, la gente è bella, disponibile, aperta, l'università è buona e c'è un giusto rapporto tra la qualità della vita e, diciamo, il tenore della vita. Quello che mi piace della Serbia è, diciamo, la vita sociale, la cucina, la cultura in generale, la musica.